Luglio sono super fluo oggi, sono giallo fluo, perché sta bene con questi pantaloni che hanno il giallo fluo, no? Mi scedo un secondo. Allora, io sono molto soddisfatta, vabbè, sono andata a lavorare come sempre, ma oggi è stato un lunedì molto tranquillo. Sono contenta e soddisfatta di me. Ieri sera mi è venuto quel coso nel cervello che periodicamente mi viene, e oggi mi sono allenata. Cioè, ieri sera ho pagato io uso FixFit, usavo una volta FixFit, poi ho usato diverse app, però alla fine uso la loro e c'è anche il sito web. Ho il mio diario con anche tutte le cose vecchie e ho aggiornato tutte le mie misure. Una volta avevo di circonferenza fianchi 106 cm, adesso sono a 102. Qualcosina è cambiato. Comunque ho iniziato oggi ad allenarmi. Ho pagato l'abbonamento per 3 mesi. Riuscirò a allenarmi 3 mesi? Non credo. Non credo. Però intanto oggi ho iniziato. Boh, ho fatto tanta fatica. Ho usato anche i pesetti che avevo comprato su Amazon, ma li ho dovuti usare proprio quelli più piccoli. Sono quelli che si montano e smontano praticamente. Ci sono tutti ci sono i pezzi che si staccano e attaccano in base a quanto peso vuoi, e li ho dovuti usare proprio nudi, senza, cioè il minimo indispensabile, perché io non ho forza nelle braccia. Quindi li ho usati, beh, sicuro migliorerò. Polpettine preparate, cavolfiore e non mi ricordo cosa ho messo, e ceci. Abbiamo mangiato le polpettine, sono venute molto buone. Io ci ho messo tante spezie, tantissime, infatti non ho messo sale. Sono venute buonissime, ceci e cavolfiore, buonissime. E fragole? No, no, stai qua, no, non cadere. Aiuto, è andata un po' giù per le scale. Rieccomi, ho messo anche ad andare la lavatrice. Comunque, madonna, come fluo, bellissima, io la adoro. Mano bella pulita, devo dire. Devo anche rifare il gel, qua si sta sollevando tutto, ma non si vede. Comunque molto buone. Poi ho preparato 3 tortini piccolini, monoporzione, con erbette, un misto di erbette, e il tonno e la ricotta. E devo mettere in congelatore, non li ho cotti, però li ho semplicemente preparati e basta. Devo metterli in congelatore. E poi ho preparato la pasta fredda per domani, e anzi ne sono venuti 3 piatti invece che 2, ne ho fatta un po' troppa. Comunque pasta fredda normale con pomodoro e mozzarella e spezie, niente d'altro, insomma, e la salsa sriracha. Niente, sono stata in orto a vedere un po' la situazione, non vi ho ripreso niente perché alla fine sono sempre quelle le robe, ma è l'ombra dell'ultimo sole, cioè. E cos'altro posso raccontarvi? Niente, sto un pochino guardando un po' di escursioni, ho tante idee e il punto è proprio che comunque sarò da sola, quindi devo scegliere delle cose semplici o che ho già fatto, ma il punto è che vorrei registrare non tantissimi video, ma vorrei registrare un po' di video, e quindi vorrei fare anche cose nuove. Al mare non vado perché alla fine costa tantissimo, sarebbe stato da prenotare ancora in inverno, i prezzi sono molto alti al mare come anche qua, quindi no, mi andrebbe via praticamente un'intera paga per 9 notti, un'intera paga più tutto quello che c'è di contorno, solo colazione, oppure anche appartamento. Sono troppi soldi.
Va bene, dai ragazzi, vado dentro che mi do una lavata. Boh, non so dove sia. Oggi è il 9 di luglio. Ho appena aperto l'ombrellone. È finalmente estate. Questo è il clima che io adoro. Non so quanti gradi ci siano. Segna 30 gradi all'ombra. E sì, si sta benissimo, cioè è proprio il mio clima. E niente, adesso mi metto di fuori a mangiare. Ho pulito casa, ho messo sul vestitino di Shein. Questo non l'avete mai visto perché, oh sì, ve l'avevo fatto vedere, sì, ma mai visto indossato, perché appunto l'ho messo ben qualche volta già, però adesso vi faccio vedere. Sì, con queste ciabatte fa schifo, lo so, comunque il vestitino è questo. Bello bello, carino, non è neanche troppo corto, io lo preferirei un pelo più corto, tipo così, così, a metà coscia, Però bellino, mi piace, poi è molto leggero, veramente molto leggero. Ecco, si suda un attimino qua dove c'è questa fascia elasticizzata, però per il resto è comodo. È anche un po' largo qua, quindi ottimo. Adesso, qua ho tutto aperto, pepe svaccato. Sei proprio stanco, sfinito oggi. La casa era un disastro prima. Cioè, non sembrava neanche più questa casa. Pipo? Cosa c'è? C'è un insetto? Probabile. Sì, sì, probabile. Qua avevo già scaldato la pasta, scaldata con questo caldo. Però fredda di frigo meglio di no. Finalmente si pranza fuori con un clima decente. Ecco, tac, tac. Ah, c'è una signora gallina. È quella bianca. Eccola lì. Ehi, signora gallina. Intanto non mi vede. Adesso no, perché magari sono io che pretendo troppo. Guardate là quel pacco. Quella lì dentro c'è la macchinetta del caffè. Guardate com'è stato messo quel pacco. Adesso tiro dentro i pacchi perché ce ne sono due e uno è già di là e poi magari vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, per i gatti ho preso la solita sabbietta, questa versione qui, i soliti croccantini, ma questi sono, questo è il pacco da 1,5 kg, quello piccolino, insomma, se andate a vedere quanto costano, ecco, prendete paura. E poi per Bue ho preso direttamente la scatola da 120 buste di ghiottonerie Felix, perché lui mangia queste e siccome alle volte mangia anche tanto, ho preso direttamente la scatola da 120. Questi erano in regalo, ecco, quindi queste buste qua e quelle due robe 85 euro. E ho detto tutto. Ma mommy, cosa stai facendo? Sei in trincea? Mommy? Vediamo. Sei in trincea? Ah, che bello. Ecco. Cioè, è proprio comoda quella scatola, Serviva proprio a quello, a ripararsi dal sole. Cosa c'è? Dove dobbiamo andare? Andiamo su, sì. Andiamo su. Cosa c'è? Andiamo, dai. Io vorrei tanto toccarti, amore mio, non si può. Posso toccarti un po'? Posso toccarti? Guarda, non posso toccarti, amore. Vieni qui. Non soffiarmi. Quest'oggi pranzetto qua al paninoteca vagante. Sta arrivando anche Franz. A piedi. E a me non lo mette a fuoco. Sono un po' sfinita.
Ma mi sono allenata. Questi capelli mi fanno un calore qua dietro. Fortuna che ce li ho corti. Cioè, non oso immaginare che ce li ha lunghi. Comunque, allenata mi sono allenata. Il workout di oggi era composto da 2 allenamenti. Uno più o meno, più che altro incentrato sulle gambe. Infatti ho paura più che altro per il ginocchio sinistro, stranamente, non il destro. Perché ho sentito un po' di qualcosa che non andava bene. Domani comunque starò ferma o al massimo farò un po' di stretching, quindi comunque faccio un giorno sì, un giorno no, altrimenti cioè, non posso esagerare. Sono le 3, potrei azzardare a mettermi un pochino al sole e rilassarmi. Ho messo dei pantaloni che sono pessimi per i workout, pessimi. Praticamente sono questi. Questi qua però sono pessimi perché hanno la gamba, il pantaloncino anche sotto, che dovrebbe stare così. Solo che io, avendo le cosce grosse, l'interno coscia qui, si arrotola e va a finire qua su e mi dà un fastidio tremendo. Cioè, vedete, si arrotola e va su, no? Invece dovrebbe stare giù. Chi ha le gambe belle, magre, tutte uguali, dritte, stanno bene. Così. Però mi sono un po' grandi perché questi li avevo comprati quando ero più grossa l'anno scorso e quindi mi stanno un po' larghetti qua. Allora, oggi per la prima volta alla fine sì, sono riuscita a mettermi al sole. Per la prima volta quest'anno mi sono appisolata un casino di volte, ma non riuscivo a dormire perché scottava talmente tanto che non riuscivo neanche a dormire proprio. Cioè, appisolare sì, però mi svegliavo subito, cioè, perché scottava talmente tanto. Mi ero riempita di crema protezione 50, avevo comprato anche lo stick, quello da mettere intorno agli occhi, intorno alle labbra, infatti non sono rossa per niente, ero viola praticamente, con tutta la crema che avevo messo, cioè, come se non l'avessi messa. Poi per fortuna però, cioè, sono bianca, non mi sono scottata. Io pensavo di essermi ustionata, invece per fortuna no. Crema ne ho messa anche in abbondanza, quindi anche il naso era tutto rosso, cioè ero rossissima, sembrava un peperone. Dal rosso e il viola, cioè ero proprio... Per fortuna sono del colore normale, non è successo niente. Beh, insomma... Perché non tutte le creme protezione 50 alla fine ti proteggono veramente, eh? Dipende dai marchi, dipende, boh, chissà, da come sono fatte. Vabbè. In realtà vorrei comprarne anche un'altra, vorrei provare anche qualcos'altro, però questa mi piace perché quando sudo non fa reazione con la mia pelle, quindi non puzzo. Invece con tante creme per il sole, quando inizio a sudare, fanno reazione col sudore, c'ho un odore incredibile. Invece questa qui non mi dà questo problema. Sapete? Comunque, mi piace alla fine. Sì, vabbè, esteticamente non è il massimo questa cosa, però devo dirvi che mi piace perché è tutto lì. E in realtà ho ancora spazio di qua e qua sopra ci ho messo quello adesso perché lì non ci sta. Però in realtà ho ancora spazio. E la macchinetta del caffè sta giusta lì, è perfetta. Alla fine sono contenta, eh.